Allora, segretaria Gentilini, le faccio chiudere il discorso che poi per chiudere il tutto do la parola al segretario qui presente, prego. Sì, è quello che i due numeri che avevo dato del numero di pensionati che sono scusate, all'interno della nostra provincia, era per mettere in luce che i pensionati con pensioni fino a 750 euro lordi sono solo 6.665, mentre le pensionate con questo tipo di pensione di 750 euro lordi sono 22.759. I pensionati con la pensione superiori a 3.000 euro sono 2.276, mentre le pensionate con pensioni superiori ai 3.000 euro sono 358. Chiaro, insomma c'è un divario nettissimo di situazioni. Tutti gli elementi che abbiamo così magari parlato fino adesso, ecco, denunciano un'assenza di prospettiva di genere che penalizza particolarmente le donne, e le pensioni andrebbero insomma anche così calcolate un po' su tutte quelle che sono tenendo conto di questi parametri, assolutamente. Le donne. Chiaro, grazie segretaria. Segretario Girolamo, vediamo anche l'ultima slide insieme che prende alla luce anche altre situazioni. Cambiare le pensioni adesso, l'altra slide, sostenere il reddito dei pensionati ed estendere la 14ª mensilità. Ecco, questo è un altro aspetto. Ancora. Però mi permette una cosa, ecco, ci tengo a dirlo, che è quello di mantenere l'aggancio tra giovani e anziani. Quindi anche qui il sistema previdenziale regge se noi lo rendiamo appetibile anche per i giovani, e quindi su questo, siccome c'è tutta la questione del precariato, dei lavori saltuari, dei lavori poveri, perché non è mai successo in Italia che un lavoratore sia povero. Cioè una volta, quando una persona trovava un impiego, come dire, usciva da quella situazione. Oggi purtroppo non è più così. Quindi noi con questa riforma abbiamo anche pensato a come fare in modo che i giovani, pur avendo un lavoro saltuario o un lavoro povero, possano avere una pensione dignitosa. Ecco, ci tengo a precisare questa cosa. Previdenza complementare, rilanciare l'adesione alla previdenza complementare negoziale, rendendola effettivamente accessibile anche a chi lavora nelle piccole imprese e ai giovani. Ma non solo quella, perché ad esempio uno che ha un lavoro povero fa fatica a farsi anche la pensione complementare. Noi pensiamo ad una sorta di pensione chiamata di garanzia, ma non vorrei che la denominazione fosse fuorviante. Una persona che magari ha un lavoro 3 o 4 mesi all'anno, poi sta a casa un mese e mezzo, poi riprende altri 2 mesi di lavoro, noi diciamo che quella persona, quel mese e mezzo che non ha lavorato, siccome non è stata una sua volontà, ma ha dimostrato che sta lavorando tutto l'anno, di fatto che gli venga riconosciuto il periodo contributivo. Ecco, in questo modo per incentivare appunto una pensione, per dare una pensione dignitosa anche a queste persone. Chiaro. Ecco, ci tenevo a chiarire questa cosa. Assolutamente. Chiedere alla regia se mettono in onda anche le sedi dove rivolgersi, perché prima appunto facendo riferimento anche alla telefonata, ma anche altre mail che poi arriveranno, ecco qua, le sedi dove rivolgersi. Perfetto. Per avere anche una visione completa della propria posizione pensionistica. Ecco, poi c'è tutta la questione che riguarda noi pensionati, perché come lei sa noi a gennaio abbiamo ricevuto 1,48 € mediamente di adeguamento, quindi è chiaro che c'è un problema di rivalutazione e di tutela del potere d'acquisto dei pensionati. Quindi come lo facciamo? Noi diciamo soprattutto, non solo quindi riadeguando il meccanismo del paniere, ma soprattutto attraverso il riconoscimento della 14ª ad una platea maggiore. Adesso per questioni di tempo non stiamo qui a spiegarla, però ecco, questo è quello che noi pensiamo che incida di più sul mantenimento del potere d'acquisto, quindi allargare la platea come abbiamo fatto già nel passato ad altri lavoratori, perché questo è anche un riconoscimento per quelle persone che hanno versato i contributi, perché come abbiamo spiegato altre volte, la 14ª tiene conto di 3 aspetti: dell'età, di quanta retribuzione della contribuzione che si è versato e quindi
insieme questi aspetti anche al reddito, al proprio reddito, questi tre aspetti vanno a comporre la 14ª, quindi è più realistica rispetto a ciò, alla vita lavorativa della persona. Messaggio: lavoro povero, ad esempio i lavoratori di un noto sito di vendita online, questi poveri mentre i padroni guadagnano a sbaffo, quindi di chi è la colpa? Sempre del governo, che dovrebbe garantire regole umane di lavoro. Qui stiamo parlando di una categoria purtroppo anche di giovani. Non sì, soprattutto di giovani, sulla quale noi stiamo anche cercando di intervenire, cioè rispetto a non solo se parliamo dei rider, ma come anche di tante, adesso non vorrei far nomi, ma società che fanno consegne a domicilio attraverso i siti. Noi stiamo cercando di come contrattualizzare, migliorare la vita e la dignità di queste persone che sappiamo insomma hanno un problema, proprio lavorano ma restano poveri. Quindi abbiamo bisogno di migliorare. Siamo arrivati al termine. L'ultima questione, velocissima. Quindi dividere la gestione della previdenza dall'assistenza, perché, ma non tanto per i soldi che si vanno a recuperare, ma per un problema di compatibilità con l'Europa. E quindi questo è il primo aspetto. E l'altro il fisco. Cioè noi paghiamo come pensionati 50 miliardi di tasse all'anno. Buongiorno, non so che non è facile, ma indicativamente dopo 42 anni di lavoro con uno stipendio netto di 1.600 euro, che cifra prenderò di pensione fra 2 anni quando ci andrò? Grazie. Oddio, ecco, questa è una cosa importantissima. Non bisogna mai guardare la pensione dell'amico, del collega, come si fa con i medicinali. Cioè ogni persona ormai ha una sua situazione, non siamo più come 10 anni fa. La famosa busta rossa che arrivò a molti giovani è stata terrificante, per cui è meglio andare a farsela vedere direttamente. Ogni persona ormai col nuovo sistema che c'è in atto, con le modifiche che sono avanzate in questi ultimi 20 anni, ognuno ha una sua condizione, quindi bisogna rivolgersi a quegli indirizzi che avete visto, quello che vi è più comodo, e farsi fare un prospetto. Esatto. Parleremo ancora di questo necessariamente, perché c'è tanto da dire. Il problema è molto ampio. Esatto. Grazie segretario di essere stato qui con noi. Ringraziamo anche la segretaria collegata da Belluno, magari la invitiamo una prossima volta a venire in studio a partecipare. Grazie Maria Rita Gentilini di essere stata qui con noi, anche a lei. Grazie a voi, grazie a tutte. E buon lavoro naturalmente sul territorio anche per le donne, in difesa delle donne, perché si occupa anche di questo, dei diritti delle donne, oltre che delle pensioni. A voi naturalmente buon proseguimento, ricordatevi la puntata andrà in replica anche sul nostro sito, nella pagina dedicata proprio dello Speech GL, e naturalmente potete vedere tutto quanto in replica la prossima settimana. A presto, grazie. Grazie a tutti.